pensi che domani è un giorno nuovo. L'angolo del piccolo drogato. Allora, nell'angolo del piccolo drogato c'è il liquido per la tromba elettronica autoprodotto con nicotina al 3% o 4, no 3 ho fatto, infatti l'ho fatta un po' leggera, vabbè, ma ormai, ma c'era quasi quasi anche da, come è finita? Ah, la nicotina è sotto la GoPro, ecco perché non la trovavo, no che non mi fumo quella, se no la sì, è da ricovero, azzittare bene, ecco qua. E adesso questo mega bombolone qua me lo travaso qua dentro, che è più comodo perché ha il contagocce, no? Allora facciamo così e facciamo tac, poi lo mettiamo qua e facciamo, vediamo, tac, ce ne sta un altro, faccio così, cioè ne ho qua, risparmi veramente un casino se te lo fai da solo. Devo trovarmi con un altro amico che mi insegna a fare le resistenze per la sigaretta elettronica, perché un caro signore mi aveva insegnato, poreto, però credo che ci voglia l'azzeggio apposito. Io ho provato a fare le resistenze, che sono una specie di spirale molla, no? Fatta col filo d'acciaio, ho provato a girarla in un cacciavite, però i giri della molla stavano troppo distanti tra di loro e anche se li rischiacciavo si riallontanavano, quindi non andava bene. Quindi ci sarà da prendere quell'aggeggio lì e dopo rifarmi insegnare, perché insomma il signore l'aveva fatto in 2 minuti, anche perché sono 7 euro a resistenza, se te la fai te sono tipo 5 centesimi, voglio dire, giusto il prezzo di quel filetto di acciaio, no? Sì, la cosa migliore sarebbe proprio smettere. Però purtroppo quando sei drogato dentro, sia di fisico che di testa, capisci, smettere è un'impresa. Quindi insomma io vedo di fumare il più possibile la sigaretta elettronica. Certo che adesso ho l'atomizzatore originale. Questo signore mi aveva regalato un super atomizzatore, che però è quello che devi fargli le resistenze, no? Fargli le resistenze fai da te. Io poi ho finito quella resistenza lì, ho provato a farla, non sono più stato capace e allora ho detto vabbè, rimetto l'atomizzatore originale, ma non è la stessa cosa. Quell'altro atomizzatore invece ti dava proprio, ti sembrava quasi di fumare una sigaretta normale, solo che appunto butti dentro vapore, no? Quindi non crei combustione all'interno dei polmoni, quindi il respiro dopo lo senti molto più libero. Qui invece questo atomizzatore qua è un po' un accontentarsi, un po' un autoconvincersi che è la stessa cosa, ma non è affatto la stessa cosa con questo. Una cosa che ho scoperto delle sigarette elettroniche, magari è puramente soggettiva, funzionano, cioè l'effetto botta che ti ha la sigaretta, solo se sei rilassato. Se tu sei veramente rilassato lì nel tuo divanetto, la senti proprio quando aspiri, no? Mentre se sei tipo che stai camminando, parlando con qualcuno, questa è aria pura, cioè senti zero di zero. Incredibile sta roba. Magari è solo la mia mente baccata che fa così.